programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI. TGR, giornale radio della Lombardia. 32enne in fin di vita dopo essere stato picchiato all'uscita di una discoteca nel Bresciano, fermato il presunto aggressore ha tentato di scappare di fronte alla polizia. 2 DASPO, 11 denunciati per il corteo No Green Pass che sabato ha bloccato per l'ennesima volta il centro di Milano, commercianti preoccupati per il Natale. Sala, la politica sia più coesa. Milan-Inter finisce 1-1, derby ad altissima emozione con il tutto esaurito sugli spalti, i rossoneri restano in vetta insieme al Napoli, nerazzurri a -7. Lunedì 8 novembre, oggi la Chiesa Cattolica celebra i santi Claudio, Nicostrato, Semproniano e Castorio. Alle 7:18:48 la prima edizione del Gazzettino Padano, giornale Radio Rai della Lombardia. Buongiorno da Camilla Manconi, Lorenzo Galeazzi, con la regia tecnica di Adriano Totaro, Gioele Campagna, la viabilità con le notizie di Radio Traffic e Francesca Palombi. Una buona giornata a voi che siete all'ascolto. A causa del traffico intenso si segnalano code sulla 4 Milano-Venezia tra Dalmine e Cavenago in direzione Torino e poi sul tratto milanese in entrambe le carreggiate. Prime code sulle tangenziali di Milano, in particolare sulla nord e sulla est in direzione Bologna. Code poi verso Milano sulla Milano-Meda da Cesano Maderno e sulla Milano-Lecco a partire da Carate Brianza. Infine incolonnamenti per traffico all'altezza dell'allacciamento tra la 8 Milano-Varese e la 9 Milano Como in direzione Milano. Queste le prime informazioni, la linea torna allo studio. E ora le previsioni del tempo dal Centro Geofisico Prealpino di Varese, Simone Scapin. A tutti buongiorno. Prevalgono condizioni di stabilità sul nord Italia, ma una depressione sul Mediterraneo risalendo temporaneamente verso le Alpi influenza il tempo di oggi. Nel dettaglio oggi abbiamo sole in montagna, ma cielo più nuvoloso sulla pianura e a tratti fino a ridosso delle prealpi, con la possibilità di qualche goccia per lo più sulla bassa padana e all'est. Le temperature minime da 0 a 6 gradi, mentre le massime previste da 10 a 14, a tratti ventilato da est. Tempo in gran parte soleggiato domani, salvo qualche nuvola in dissolvimento nel primo mattino a ridosso dei rilievi e poi alcuni passaggi nuvolosi in serata nella notte. Precipitazioni ovunque assenti. Mercoledì parzialmente soleggiato con estesi passaggi nuvolosi specie al mattino, probabilmente asciutto o solo rare gocce. La tendenza per giovedì residua nuvolosità di primo mattino, poi via via più soleggiato e mite in giornata. Venerdì infine prevalenza del sole ma con qualche passaggio nuvoloso. Freddo la notte con formazione di foschie e locali nebbie. Con questo è tutto, vi saluto e vi auguro una buona giornata. Il Gazzettino Padano. In apertura alla cronaca, un uomo di 32 anni picchiato, ridotto in fin di vita per un banale incidente automobilistico. È successo all'alba di domenica fuori da una discoteca nel Bresciano. Il presunto aggressore è stato fermato dopo poche ore, il pestaggio ripreso in un filmato. Un video avrebbe ripreso la brutale aggressione a un 32enne bergamasco ricoverato in fin di vita agli ospedali civili di Brescia, preso a pugni e calci anche quando era a terra. Il pestaggio ieri all'alba a Cortefranca nel Bresciano, all'esterno della discoteca Number One. A sferrare i colpi al volto e alla testa sarebbe stato un ragazzo di 22 anni, anche lui di Bergamo, con precedenti per rissa, arrestato per tentato omicidio. La violenza esplosa dopo un incidente stradale all'uscita del locale che ha coinvolto 3 auto. La vittima era con la fidanzata, la macchina ferma sulla statale vicino alla discoteca, che sarebbe stata colpita da un'auto con a bordo 5 giovani fra i 17 e i 25 anni dopo un sorpasso azzardato. I ragazzi protagonisti dello scontro raccontano di essere stati aggrediti. Volevo aggredire il mio amico che stava guidando, la ragazza che era in macchina con noi aveva la faccia che sanguinava, mi sono preoccupato di lei. Al contrario, la fidanzata della vittima racconta che il 32enne sarebbe stato picchiato senza motivo. Intorno alle auto decine di ragazzi appena usciti dal locale, testimoni oculari sentiti dalla polizia stradale di Iseo. Il 32enne è stato operato, è in gravi condizioni. Il presunto aggressore, quando è stato raggiunto a casa dagli agenti, avrebbe tentato di scappare. È stato portato in carcere a Bergamo. Elena Scarrone, TGR Lombardia. 11 denunce, 2 DASPO, 115 identificati. È il bilancio del 16° corteo No Pass che sabato ha paralizzato per ore il centro di Milano. Non sono mancati momenti di tensione, preoccupazione del sindaco Sala e dei commercianti che ogni settimana perdono clienti e incassi.
La prima volta è stato il 24 luglio, da allora per Milano una serie ininterrotta di sabati ad alta tensione. Istituzioni, commercianti sempre più preoccupati. Lo è il sindaco Giuseppe Sala, che lancia un appello anche alla politica mentre ribadisce il suo no a una contromanifestazione. In questo momento ci mancherebbe solo che si creino incidenti tra due fazioni, però ieri ci sono stati momenti preoccupanti. Io penso che a questo punto però la politica dovrebbe cercare anche di essere ancora più coesa. Perché se c'è il minimo distinguo non si riesce a fare granché dal nostro punto di vista. E cresce il timore che i cortei non autorizzati continuino fino a Natale. Il danno sarebbe inaccettabile, dice il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, rilanciando l'appello a evitare ulteriori paralisi. Soprattutto nel periodo natalizio non possono succedere queste manifestazioni fuori da ogni regola, producono dei grossissimi danni. Ogni sabato di protesta senza regole fa perdere ai negozianti, calcola Confcommercio, un quarto del fatturato. Manifestare sacrosanto, ma va fatto, ribadisce Sangalli, nella legalità e nel rispetto della libertà di tutti. Giuditta Castellanza, TGR Lombardia. Il calcio, ieri il derby di Milano, posti esauriti e tante emozioni, compresa una bella coreografia dei tifosi rossoneri dedicata a medici e infermieri. La partita finisce 1-1, Inter in vantaggio all'11° con un rigore trasformato dall'ex Çalhanoğlu, poi il pareggio del Milan su autogol di De Vrij. Lautaro fallisce il secondo penalty per i nerazzurri. Occasioni da entrambi i lati, anche nel secondo tempo, ma il punteggio rimane invariato. I rossoneri restano dunque primi in classifica insieme al Napoli, Inter a 7 punti di distanza. Sentiamo le reazioni dei tifosi all'uscita di San Siro. Bene, noi siamo 1-1, ci va benissimo 1-1. Pareggio giusto, è abbastanza veritiero, perché comunque hanno giocato tutte e due le squadre. È andata pareggio giusto alla fine, peccato per Martinez che ha sbagliato il rigore da interista, però vabbè, pareggio alla fine giusto. Scandaloso, un rigore così non si dà mai. È stata una bella partita, combattuta, giusto il pareggio secondo me. Ibra, dai, ha fatto una buona partita, però era dura, insomma, dai. A parte la voce, diciamo, poteva andare meglio. Hai cantato tanto. Molto si sente. Dai, andiamo con questo pareggio, va bene così. Ci avevate sperato un po' dopo l'inizio? Dopo l'inizio sì, diciamo che il rigore ci ha un po' demoralizzato. Ha vinto l'amicizia e questa è la cosa importante. It was so good, nice experience. Valentina Fizzotti, TGR Lombardia. Ora il basket, con i risultati di ieri in Serie A, l'Olimpia conquista il derby lombardo contro Cremona, 93-86, resta prima in classifica. Varese perde ancora, 71-84 in casa contro Brindisi e si conferma fanalino di coda. E si torna a sciare dopo lo stop imposto dalla pandemia nel marzo del 2020, prime discese sul ghiacciaio del Presena, un test anche per i protocolli di sicurezza anti-Covid. Tanto sole e 1 metro di neve, così si è presentato agli sciatori nel fine settimana il ghiacciaio del Presena tra Lombardia e Trentino. Ce l'eravamo quasi dimenticati. È una sensazione bellissima. C'è sole, c'è neve e si scia. Tra i 2.500 e i 3.000 metri a centinaia per le prime sciate dopo il blocco causa Covid del marzo 2020. Qualche coda agli impianti, ma tutto sommato hanno funzionato i protocolli di sicurezza. Sul ghiacciaio anche Davide Panizza, presidente del consorzio Ponte di Legno Tonale. Dai ticket esclusivamente online, distanziamento e uso della mascherina, gestione dei primi ingressi in maniera scaglionata, evitando così assembramenti, tutti rigorosamente con Green Pass, con i nostri addetti che controllano la partenza della telecabina. Adesso parte il conto alla rovescia per la riapertura degli impianti al passo del Tonale. L'ipotesi è il 27 novembre. Neve, temperature e andamento dei contagi permettendo. Brescia, Pierluigi Ferrari, TGR Lombardia. Ora le notizie della rassegna stampa curata da Lorenzo Galeazzi. Apriamo con le misure del governo per fronteggiare la quarta ondata. Ne dà notizia il Corriere della Sera. Prorogato lo stato d'emergenza oltre il 31 dicembre, in vigore fino all'estate l'obbligo di mostrare il Green Pass nei luoghi di lavoro. La terza dose allargata anche agli under 60. Infine confermato il regime dei colori per le regioni. La situazione della pandemia nel territorio, ora Lombardia che secondo Repubblica resiste all'ondata. Stabili i ricoveri nelle terapie intensive, il 95% dei malati gravi sono non vaccinati, le adesioni dei non immunizzati ferme a meno di 1.000 al giorno, mentre ingranano quelle per le terze dosi. E di vaccini si occupa anche la provincia di Como, dopo il caso della dottoressa che simulava le iniezioni per consentire ai suoi pazienti di ottenere il Green Pass.
Parla il responsabile del centro vaccinale. È un episodio isolato, venite ancora nel nostro hub. Sanità anche sulle colonne della Prealpina di Varese con la querelle innescata dal progetto di un ospedale unico per Busto e Gallarate. I sindaci delle due città contro la regione. La Moratti venga a visitare i reparti, sono allo sfacelo, dicono. Andiamo a Milano ora. Noi diamo la linea a Fabrizio Lucidi de Il Giorno. Abbiamo fatto una nostra inchiesta sull'impoverimento delle famiglie milanesi, calcolando, stando ai dati Istat, che negli ultimi 10 anni ogni famiglia milanese ha perso 1.000 euro di potere d'acquisto. Poi in esclusiva una bozza del progetto per il nuovo stadio di San Siro, secondo il quale il 32% degli spazi sugli spalti sarà occupato da ristoranti e sarà dedicato ai VIP, con buona pace e il calcio sport popolare. Grazie a Fabrizio Lucidi del Giorno, noi proseguiamo con gli altri titoli. L'Eco di Bergamo apre con un'inchiesta dedicata alle periferie della città, quartieri che hanno cambiato pelle e che tengono in vita il capoluogo orobico, a partire dal numero delle nascite superiori a quelle del centro. Dal giornale di Brescia la polemica sulla movida selvaggia, poche mascherine e locali pieni. La notte cancella l'SOS Covid e fa infuriare i gestori che rispettano le regole. A Pavia ora Repubblica torna sulle indagini della procura sull'assessore di Voghera indagato per aver ucciso a luglio un immigrato. Parla Giuliano Pisapia, avvocato già sindaco di Milano. Il ministro Cartabia mandi gli ispettori. Insolita la modifica in corso del reato da omicidio volontario ad eccesso colposo di legittima difesa. Vediamo infine la pagina sportiva all'indomani dell'1-1 di Milan-Inter, derby che rumba, scrive la Gazzetta dello Sport, pari spettacolo a San Siro, la grande frenata titola il Corriere dello Sport, con Milan e Napoli che restano a +7 dai neroazzurri. Infine Tutto Sport titola ma che bel derby show. Ed è tutto, grazie per l'attenzione. Il Gazzettino Padano torna alle 12:10. Vi ricordo che potete rimanere informati sul nostro sito. A tutti un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio della Lombardia.